Un dissesto studiato a tavolino è quanto ha scoperto la Guardia di Finanza sul fallimento dell'albergo Auronzo, unico hotel a 4 stelle della Vallata, simbolo per 17 anni dei ritiri estivi della Lazio, dichiarato fallito nel 2022 con sentenza del Tribunale di Belluno. 4 le persone denunciate a vario titolo per bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e preferenziale. Al centro una società bellunese svuotata a vantaggio del socio unico, una holding napoletana già fallita da 10 anni. Nei guai sono finiti 3 imprenditori campani e un laziale. Le indagini hanno ricostruito operazioni societarie e flussi bancari sospetti, 800.000 euro trasferiti in più tranche senza delibere né coperture legali, 1.600.000 euro in fatture gonfiate per lavori di ristrutturazione dell'albergo mai realmente eseguiti, un rimborso illecito da 250.000 euro e spese personali per 130.000 euro in viaggi, cene, soggiorni in alberghi di lusso nei luoghi esclusivi della costiera amalfitana e persino centri estetici. Il colpo finale, la vendita sotto banco di un immobile aziendale da $500.000 ceduto a un soggetto legato al socio unico con l'obiettivo di favorirne le pretese. Fondamentali le perquisizioni a Roma e Napoli. Nei PC e negli studi professionali le Fiamme Gialle hanno rinvenuto documentazione occultata che ha inchiodato 2 soggetti, uno campano e uno laziale, per il tentato depistaggio. A coordinare l'inchiesta la Procura della Repubblica di Belluno. Oggi l'albergo Auronzo è passato di mano alla società Stay in Cortina con sede a Cortina, che l'ha acquistato all'asta, mentre la Lazio ha trasferito a Formello, poco distante da Roma, la sede del suo ritiro estivo, interrompendo una tradizione di ben 17 anni ad Auronzo.